presepe mal legato è un presepe buttato, lo diceva sempre anche mio nonno. In questo episodio del presepista tra nodi ed incastri andremo a porre le colonne portanti dei nostri presepi. Ripetiamo con i cavi anche in altri punti, nello stesso modo, e alla fine il risultato dovrebbe essere più o meno questo. Bene, a questo punto, avendo fatto tutti i passaggi corretti, abbiamo questo palo di sostegno primo che è fisso e che ovviamente sta con tutta la struttura. Adesso prendiamo una grata tipo questa, che si vendono in tutte le ferramenta, e la posizioniamo qui dietro, attaccata al paletto. Come vedete, questo piloncino va esattamente a battere qui sul legno, anche qui, quindi questi due li tagliamo e poi ad incastro andrà giù qua. Adesso con una sega o con un tronchese andiamo a tagliare questo. Basta perfettamente anche un tronchese perché non è un lavoro molto complicato, essendo questo un legno abbastanza leggero, taglia abbastanza facilmente, quindi lo scalfiamo col tronchese e dopodiché appunto si toglie lui tranquillamente. Eccolo qua, magari rifiniamo le punte in modo che poi non diano fastidio. Ripetiamo l'operazione anche per l'altro. Ok, adesso che abbiamo limato le ultime, possiamo posizionare la struttura. Come vedete adesso entra perfettamente. La fisseremo adesso su questo palo in questa maniera e abbiamo già il primo pezzo di questo presepe. Ok, adesso inizio a posizionare delle luci che saranno quelli che andranno sotto il nostro amico di legno. Quindi prendiamo le luci, le leghiamo sopra, continuiamo l'azione di legarle ma con molta attenzione perché sono fragili. Così ad esempio non ci riesco con la telecamera in mano. Bello. Adesso prendiamo due bastoncini piccoli di questa forma e qui dove abbiamo fatto due buchi, qui, con la sega, andiamo a posizionare questi bastoncini. Ovviamente i bastoncini non devono superare qua. Voilà, in questo modo. Poi andiamo a prendere le cassette di legno che normalmente troviamo al mercato e rompiamo, ne ricaviamo gli assi. Le posizioniamo in questo modo. Per ora l'asse andrà solo da questo lato, non da questo, che vedremo dopo cosa farci. Possibilmente prendete stecche di un certo spessore e non come queste, che queste sono un po' più delicate, quindi si spaccano prima. Avendo delle stecche buone andiamo a posizionarle una alla volta in questa maniera. Ecco qua. Adesso le sistemeremo meglio e più o meno il lavoro dovrebbe venire così. Poi questa parte la vedremo la prossima volta nel prossimo episodio qui del presepista.